Scatman's World. Allora ragazzi, siamo in Great Britain e siamo al Gran Premio di Silverstone, ragazzi. Qualificazioni così così, 7° posto, quindi non male ma neanche benissimo. E adesso queste due gare ce le spariamo ancora in normale, però dopo nel prossimo video ne voglio fare una a difficile, almeno una la voglio provare per curiosità come indiana. Ok ragazzi, andiamo, sviluppo moto, motore finito, adesso siamo sulle sospensioni. E comunque ragazzi, ho detto che ogni tanto il gioco crash, succedono tipo che si vede il circuito tutto buggato con l'acqua, o sembra che le moto tipo sono in volo. Succede anche a voi, io ho visto dei screenshot dove succede, volevo sapere se anche a voi succede con questo gioco ragazzi, cioè a mio parere è buggato in una maniera devastante, cioè parlo della versione PC, cioè delle moto che volano non mi sembra una cosa bella. Comunque in Gran Bretagna non ho trovato un setup devastante, c'è attenzione McChicken, Figa Bagnata e Clark Kent, eccoli qua, tutti qua. Vai Fiori, vai. Perfetto. Ocio a frenatone e cornflakes. Sesto posto, dai, voglio cercare di fare un po' meglio, cazzo, perché sono un po' incostante purtroppo. Questa è una gara alternante, o faccio bene o faccio merda, faccio schifo. Dai, cornflakes e fenati, devo stare davanti a Fenatone, però è perché mi ha rotto anche i maroni, Fenatone. Un pilota che ammiro, però io sono veneziano, Team Sky contro Fenati versus veneziano. Grande Kuma, l'esternazzo puro, e si gode. Si va contro Mark, attenzione Fenati riprende però, molto competitivo il Fena, purtroppo i problemi alla moto mi hanno fatto 0 punti nella gara scorsa, era veramente una sfiga di proporzioni industriali. Non sbagliare come, ok, quarto posto come indiano, uno dei più classici quarti posti come indiani. E il Kuma comincia a vaneggiare, quando il Kuma vaneggia sono cazzi per gli avversari. Dai che il Marquez taroccato lo possiamo e lo dobbiamo superare, ma non così però, grazie. Ok, bravissimo Kuma. Dai, questa curva l'abbiamo presa bene, dai che siamo veloci adesso, siamo veloci all'uscita, dai. Primo giro completato, pacchetto dati completato, pacchetto, io ho il pacchetto figli. Marchetto Marquez. Cazzo, voglio veramente, vai, pompa, bravissimo. Gattusino contro Miller ragazzi, possiamo ancora dire la nostra. Stiamo guidando bene adesso. Curvaccia interna, spaventosamente spaventosa. Sportellate con Rino Gattuso, puttana miseria. Ragazzi, i primi due volano però, i primi due sono impossibili, cioè Miller e Gattuso sono micidiali ragazzi. Bravo Cuba. Dai, neanche un podio, va bene, l'importante è finire bene il campionato, se è il primo anno. Arrivare tra i primi 5 sarebbe già un obiettivo importante. Ok, abbiamo Consol dal terzo posto. Invece ragazzi Marquez è veramente vicino, Marquez spacca abbastanza i maroni. Sto Marquez taroccato. Questa l'ha presa molto bene, o comunque abbastanza, insomma, questa l'ha presa di merda. Mamma, cosa ho rischiato sia io che Marquez, mamma mia, panico puro. Ancora sportellate con Marquez, duello indescrivibile per il terzo posto. C'è anche Fenati che è tornato e il Fena ne approfitta. Che scambi ragazzi, che duelli. Esce di nuovo il Fena terzo. Veneziano la rischia.
esterno per Veneziano. Che MotoGP, ragazzi, che MotoGP. Dai, prendiamolo all'interno, no, facciamo la finta all'esterno. Ragazzi, ho sentito la moto partire. Errore clamoroso. Anche Cornflakes ci supera. Non è facile, questi duelli non sono facili. Ci sono piloti professionisti. Da terzi a sesti, 3 posizioni perse. Incredibile a Silverstone. It's incredible. Bravo, come che ritorna a quinto. Giro record di Miller. Record di Miller. Vai Veneziano, tira fuori il massimo. Tira fuori il capolavoro. Gattuso record, giro record di Gennaro, Ivan Rines Gattuso. Ragazzi, il cubo è ufficiale, è tornato su MotoGP. Sto registrando anche parecchi video di MotoGP perché poi nel weekend sono via. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai di scia mediana. 2 piccioni con una fava. Oh, quanto ho frenato qua. Errore clamoroso. Vasquez supera Vinales. Dai, tra due litiganti il Cume gode, dai. Bravo. Qua ha fatto vedere che il Cume, che la moto è poesia allo stato puro. Allo stato sempre più puro. Però ragazzi, Fenati non molla. Che scambi tra il Fena e il Veneziano, ragazzi. E con Marquez che rompe i maroni. It's incredible, Cume. Duello scandalosamente scandaloso. Ho mollato un attimo per paura di andarla a sbattere. Ragazzi, un terzo posto, che se lo stiamo giocando alle ultime curve. Qua il Cume va un po' lungo. Fenati ne approfitta, sopra forse Fenati un po' largo. Attenzione, che duello. Siamo alle ultime curve, alle ultime battute di questa gara emozionantissima. Quel Cume fa il rischio. Che sorpasso di Veneziano. Sorpasso indescrivibile. Ho bisogno di tutto il vostro supporto, raga, perché solo con il vostro supporto posso arrivare terzo. Qua forse la prendo troppo lenta. Brutto errore proprio alla fine. Fenati ne approfitta. Fenati è più esperto di me e Fenati si va a prendere il quarto posto. Va bene ragazzi, quarto posto comunque importante, lotta bellissima, una gara emozionantissima. Peccato, peccato, peccato. Dobbiamo ancora crescere un po', la Fenati che gode, anche sto porco. Vai. Pazienza. Il parco chiuso comincia il cazzo chiuso. Siamo sesti in classifica, 121 punti, l'obiettivo è arrivare almeno quinto e superare Cornflakes. Ragazzi, non faccio vedere il Twitterone perché le notizie stanno facendo a cagare, e sinceramente non è che mi sembra una cosa molto esaltante, diciamo quella parte di MotoGP. Ecco la croce delizia del Comenda, Misano. Purtroppo qualificazione andate malissimo, ultimo posto, incidente alla penultima curva. Sarà veramente, veramente dura ragazzi, sarà durissima perché chiaramente ecco a livello difficile che nella prossima gara, che nel prossimo video, se sbaglio riprovo altri giri, però ma normale ho deciso di fare così. È chiaro che è dura, ha fatto un errore, purtroppo l'ho pagata cara. Misano lo sappiamo, uno dei circuiti più controversi della storia del Comenda. Vai, andiamo, dobbiamo lottare adesso. Queste ragazzi sono anche le sfide belle del Comenda, io amo l'imprevedibilità ragazzi. Sbaglio, la qualifica, ultimo. Giusto che sia così, cioè... in realtà io mi sono messo anche solo un giro perché voglio, visto che siamo a livello normale, rendere cose più dure. Però, secondo me è più divertente così. Dai, come se rispondiamo alla stampa, è un po', la stampa straniera è un po' contro Veneziano perché secondo loro Fenati è tanto più forte. Attenzione, oddio, calma. Quello che dico io è che Fenati semplicemente ha la fortuna di essere stato da più tempo in questo team e quindi è la moto più sviluppata e tutto, e mi paro il culo con questo commento ragazzi. Posso battere Fenati. Fenati è fortissimo, ma io sono il Cume, e il Cume può tutto. Io ho il potere di Tori, poi questo lo sapete. Allora vai ragazzi. Mesbah ragazzi, c'è Mesbah da superare intanto in velocità. Dobbiamo recuperare tantissimo il primo giro, so che sto cazzo di questa spada qua in culo per l'attenzione, che vabbè, mi sembra di aver tagliato chissà cosa, però va bene. Circuito dedicato al grande Sitch. Va bene, dai, c'è Oliva davanti.
vai, che lo superiamo. Lo sporo il Cume. Ammazza il Cume, fioi. Signori, this is Cume. No, eccola là. Right through incidente. Gara buttata via. Gara buttata via, non ci credo. Misano, la solita fantastica Misano di merda. Adesso devo andare ai box, penso. Non ci credo, vabbè, gara finita, che la penso. Gara finita. Non ho parole. Non ho parole per descrivere lo schifo. Sì, pacchetto di merda acquisito. Ok. Pazzesco. E puoi andare? Vabbè, ciao. Cioè, per una roba del genere, vabbè. Se ma stiamo scherzando. Va bene. Allora finiamo la gara solo per onorare questo circuito. Non ho parole. Non ho parole per descrivere questa gara. Misano è così. Se andiamo a vedere la statistica del Comendone a Misano, tra sfighe e errori, una vittoria forse l'ho fatta, ma tantissime delusioni. Vabbè ragazzi, questo mi fa capire che mettere difficile è forse proibitivo per il momento, però nella prossima gara voglio provare per capire sinceramente se sono all'altezza di questo livello di difficoltà. Ma sono tanti punti persi da Cornflakes, qua arrivare quinti la vedo un'impresa abbastanza disperata. Vedo che dare un right through su 3 giri, che sport, mi sembra un po' stracciata, però mi sembra un po' stracciatella. Giro record di Miller. Qualcuno fa il pazzo. Veneziano lo si vede proprio da come guida che è incazzato nero, si è a cagare. Ah, Dio mio. Final lap come andiamo. La gara è andata così purtroppo, io veramente faccio fatica a dare un commento. Solo che bisogna lavorare tanto, quest'anno è andato così, il primo anno ci sta tutto, il prossimo anno voglio vincere qualcosa, però sia Moto 3, Moto 2, Moto cazzo, non mi interessa. Io voglio vincere. Dai, right through, bravo. Guarda, va a cagare, squalifica, la faccio bella figura, si è squalificato. Squalificami, porco. Allora, mi girano i coglioni ste robe, veramente. Chiaramente non posso riavviare perché non è reale. Però non è neanche tanto giusto prendere una squalifica per una roba del genere. Bella, grande. Affanculo veneziano, proprio vado ai commissari a protestare, merde. Siete delle merde, cazzo. Da cagare, 7° posto, crollo comediano. Dai. Ragazzi, saluto il comandone veneziano, fanculo sinceramente anche i commissari, perché è stata veramente una porcata questa squalifica. Cioè, no, diciamo, la squalifica dopo non sono meritata, ma il right through di prima veramente io non l'ho proprio capito. Prossima gara a livello difficile, questa stagione sta andando un po' così, insomma, alti e bassi, comunque la mia prima vittoria l'ho fatta, podio anche, pole position lo stesso, quindi comunque stagione già adesso positiva. Questa stagione deve essere l'inizio per dalla seconda spaccare il culo a tutti. Raga, un saluto del comandone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.